Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Ich bin dein geheimer Schutz und verlorenes Metallgeld. Ich bin mit meinen Füßen. Ich bin in deinen Füßen. I am the clouds. I am in Ich bin der Autor aller Felgen und Damaskusfeld. Ich bin der Kron deiner. Ich bin der Kron deiner. Buonasera, a voi la linea. Lorenzo, sei muto. C'era il tranello. Buonasera a te Natalia, buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera a te Antonino. Siamo come tutti i venerdì sera su Chilometro Zoom, su Radio Libertà. Io sono Lorenzo Viviani, mentre separati dalle onde radio, in comunicazione con i potenti mezzi e con la rete, dall'altra parte del microfono c'è lui, l'inimmaginabile, il sarcastico, un po' sagace anche, Antonino Danna. Mi piaceva la S, mi piaceva con la lettera S, sarcastico e sagace, che sono due cose che non è che vanno tanto, però sei sagace. Hai la faccia da uno sagace stasera, non so come mai. Grazie. Anche un po' sornione sei, sagace sornione. Sì, con cosa fa E anche rima un po' sornione? no, Meglio scherzo, che non te lo dico. C'è anche qualcos'altro con S che merece, però non andava bene, vai. Va bene. Sì, io sono anche con l'elmetto in testa perché vi devo dire che questo pomeriggio il ministro degli esteri Abbas Araki, il ministro degli esteri iraniano, ha dichiarato che le minacce americane contro l'Iran contraddicono il desiderio espresso da Washington per negoziati e ha detto anche che l'azione militare non produrrà alcun risultato. Dice: gli americani ci hanno già provato a giugno ma non hanno raggiunto nessun risultato. Invece, e ha detto anche che l'Iran non si siederà ad alcun tavolo a negoziare sulla base delle minacce americane. Siamo pronti alla nostra attività diplomatica, ma non abbiamo assolutamente intenzione di piegarci a diktat degli Yankee. Nel frattempo il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha detto negli Emirati Arabi Uniti che l'Iran risponderà immediatamente in maniera decisiva a qualunque attacco e ha anche affermato che tuttavia Teheran continua a vedere con favore il dialogo per risolvere le dispute.
noi non accettiamo e non siamo certo contenti di andare in guerra, ma qualunque aggressione contro l'Iran e la nazione iraniana sarà immediatamente affrontata con decisione. Pezeshkian lo ha detto nel corso di una telefonata col presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, secondo appunto le agenzie di stampa iraniane. Questa è la situazione. Tra l'altro Araki, il ministro degli esteri iraniano, ha detto: noi non abbiamo alcun piano o programma per dei colloqui con funzionari americani, noi siamo pronti a dei negoziati che siano giusti, corretti e a base di equità, ma siccome non ci sono queste precondizioni, noi non abbiamo alcuna intenzione di sederci a un tavolo con gli Yankee. Quindi, signore e signori, ormai questi signori hanno evidentemente deciso per la guerra e vedremo che cosa succederà. Tra l'altro l'Iran annuncia anche delle esercitazioni navali nel Golfo Persico, quindi la marina iraniana uscirà in massa probabilmente nel Golfo. Vi ricordo che il 21% del greggio mondiale transita attraverso lo stretto di Hormuz, che è la porta d'ingresso da e per gli stati del Golfo Persico, quindi questo significa che nel momento in cui si alza il primo aereo iraniano, israeliano o americano, la benzina andrà a 3 euro probabilmente. Vedremo che cosa succederà. Per adesso io l'ho fatta stamattina, 1,64 euro, ma questa è un'altra storia. Adesso stai praticamente tutti quelli che escono Radio Libertà andranno a riempirsi tanchi e serbatoi di benzina. Della serie Antonino mai una gioia ti chiamerò. Perché anche, no, non è mai una gioia. No, però quando ci sei te, durante la tua... ed hai fatto secondo me pezzi della storia della radio italiana, perché comunque sei riuscito a essere purtroppo anche con, diciamo, dei momenti critici. No, diciamolo pure, mentre gli altri dormivano, il 7 ottobre del 23 questa radio è stata la prima in Italia a dare informazioni sull'attacco, per esempio, sull'attacco di Hamas, sulla strage di Hamas. Diciamolo pure, assolutamente, ma anche tanti altri, diciamo, dirette, comunque sia, momenti storici che hai commentato proprio in diretta, quindi insomma, però ti chiamerò Antonino, ma è una gioia, vai. E vabbè, amen, che dobbiamo fare? Basta che i gatti neri non si tocchino i cabasisi quando mi vedono, perché queste robe anche no. No, allora, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Io, come avete appena udito, sono Antonino Danna. Questa è Chilometro Zoom ed è la puntata numero 1127 di oggi, venerdì 30 di gennaio 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp se le volete mandare, oppure se ci volete telefonare, il telefono è aperto già adesso, 029294 7222. Che altro dire di più? Io ringrazio come sempre la nostra Natalia che con pazienza assiste alle nostre baracconate. Stasera diciamo che il clima non è... bene, una baracconata proprio. Mi senti, Antonino? Il clima non è propriamente da baracconata. Ti sento male, Dimmi. Antonino. No, ti sentivo male. È muto. Ti sentivo male, infatti successo? Sì, mi hai spento l'entusiasmo. No, io ti sento. Questo aggiornamento radio di solito arrivo in radio con una giornata e dico adesso mi rallegro un po' e mi è già spento l'entusiasmo, era giusto così. Quindi questa puntata dedicata all'agricoltura, naturalmente nel momento in cui avremo aggiornamenti, il nostro Antonino ci porterà le news da tutto il mondo, ma oggi dobbiamo parlare anche di agricoltura, parleremo di un argomento di cui insomma il passato già in momenti non sospetti abbiamo TEA, che non è una specie di English breakfast o di altre cose, cioè non si parla di tè, ma di tecnologie genomiche applicate all'agricoltura, tecniche di evoluzione assistita. Ne abbiamo parlato tanto, non sono OGM, lo diciamo ai nostri ascoltatori che subito le vengono i capelli dritti.
Ti ricordi le battaglie Sì, sugli come OGM no. di quando eravamo? Mi ricordo una puntata di Topolino, non so se te la ricordi, c'era un topolino contro gli OGM che faceva vedere questo cotone super resistente, no? Che veniva fatto in laboratorio e che poi tutti si mettevano queste magliette e si sentivano male, li prudevano perché era un cotone poi che non andava bene. Però stiamo parlando di un'altra cosa, e te sono un'altra Esatto. partita e anzi sarà forse una risposta pragmatica, scientifica, perché la scienza non deve fare paura, a tante necessità del mondo agricolo. Esatto, noi tra un minuto avremo al telefono il dottor Enrico Fravili, agronomo, esperto di divulgazione e assistenza tecnica in campo agricolo, componente del Consiglio nazionale di Copagri, per parlare dei TEA. Questo perché qualche giorno fa, un paio di giorni fa, la Copagri ha diffuso questo interessante comunicato stampa dicendo: innovazione, bene voto Commissione Ambiente sui TEA, ora stringere su chiusura dossier UE. E il presidente della Copagri, Tommaso Battista, auspica che ora si vada a stringere per concludere l'iter legislativo della proposta. E dice: le TEA, come ripetiamo ormai da tempo, rappresentano una svolta storica per la sostenibilità dell'agricoltura e per tutti coloro i quali credono che il futuro del primario sia indissolubilmente legato alla ricerca e all'innovazione, prerequisiti fondamentali per aumentare la resistenza dell'agricoltura ai parassiti e permettere al genoma delle piante di adattarsi con minor stress ai sempre più frequenti effetti del climate change. E di conseguenza puntare sulle TEA significa dare una risposta forte e chiara alla necessità più volte manifestata dagli agricoltori di avere produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata alla scarsità idrica e a stress ambientali biotici di particolare intensità, andando al contempo a incrementare la produzione e a utilizzare minori quantità di carburanti, fertilizzanti e agrofarmaci. Noi però abbiamo al telefono il nostro gradito ospite, do il buonasera a Enrico Fravili, agronomo, appunto, esperto di divulgazione e assistenza tecnica in campo agricolo, nonché componente del Consiglio nazionale di Copagri. Buonasera e ben trovato. Buonasera a voi, buonasera a tutti quanti. E Buonasera allora, a lei. noi abbiamo affrontato, abbiamo già introdotto il tema dei TEA e dei vantaggi che offrono. La domanda è: a che punto è la situazione, sia da un punto di vista, diciamo così, politico-legislativo che dall'applicazione in campo? Allora, il problema è questo, più che il problema, diciamo, la situazione. Noi come organizzazioni professionali e come altre associazioni che ruotano un po' intorno a tutto il mondo agricolo, come per esempio Assosementi e altro, abbiamo spinto tantissimo su questo, diciamo, punto delle NGT, perché creano, come poi avrete avuto modo di leggere anche sul nostro comunicato stampa, creano un supporto all'agricoltura e ai nuovi problemi dell'agricoltura che è indiscutibile. In questo momento è stata, diciamo, approvata dalla Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. Adesso viene il bello, perché dovrà passare al vaglio del Parlamento in plenaria, e sinceramente noi ci aspettiamo grandi cose da questi strumenti, perché voi poi avete visto durante questi giorni quello che è successo con i disastri climatici, i cambiamenti e quant'altro. L'agricoltura sta un po' in difficoltà, sta in grossa difficoltà. Lei consideri che ogni anno una serie di principi attivi vengono ridotti dall'Unione Europea, dai dispositivi di legge, e quindi l'agricoltore è sempre più indifeso, tra virgolette, sia contro i nemici naturali di vecchia data, ben conosciuti, dalla peronospora alla mosca dell'olivo e quant'altro, ma anche nei confronti di quelli che si sono introdotti ultimamente, dei cosiddetti nuovi organismi, che sono particolarmente dannosi perché non si portano appresso tutti quei, come possiamo dire, predatori naturali che un parassita che esiste già da secoli sul nostro territorio si porta appresso, che riescono a equilibrare il rapporto nell'ambiente. Quindi arriva, faccio un esempio, un parassita dall'estremo oriente, tanto per non fare nome e cognome,
e non si porta appresso tutto il bagaglio di antagonisti naturali che altrimenti sul suo luogo di origine avrebbe. Questa cosa è complicata dalla burocrazia, perché c'è un decreto del Presidente della Repubblica che prevede che per immettere degli organismi alieni sul nostro territorio ci sia tutta una procedura che non le dico. Mentre il parassita si sbriga, arriva e colonizza, noi se vogliamo importare i parassitoidi, i suoi nemici naturali, dal luogo di provenienza, abbiamo una grossissima difficoltà, un po' come è successo. L'abbiamo visto con la Vespa Samurai, l'abbiamo visto con la cimice asiatica. Insomma. No, ma infatti, dottor Fraviri, noi, dato che questa cosa, diciamo, i nostri radioascoltatori più attenti si ricorderanno le trasmissioni che abbiamo già fatto in passato, abbiamo anche diciamo, intervistato professori che stanno studiando, che stanno portando, fra parentesi, l'Italia eccellenza anche nella ricerca sui TEA, poi 1000 problematiche per la sperimentazione in campo, anche danni dovuti a chi magari insomma non studia abbastanza, perché ricordiamo che non è OGM, non è materiale esogeno che viene immesso dentro una pianta, si induce una mutazione, magari ce lo spiegherà meglio lei. Ecco, riuscirà però a essere il dibattito poi quando arriverà in plenaria, quindi Commissione Ambiente un po' più tecnica, arriverà in plenaria con tutto il Parlamento, tutte le forze politiche, destra e sinistra, ce la faremo a mantenere il dibattito legato alla scienza senza che venga strumentalizzato o venga preso o agitate le masse contro questa soluzione che, come diceva lei, è indispensabile anche per mantenere magari le nostre tipicità, ma rendendole, diciamo, resistenti alle nuove sfide che i cambiamenti climatici o certi tipi di malattie possono minare, insomma. Quindi penso anche e soprattutto al settore del vino, in cui naturalmente dovremo andare a fare, non so, qualche centinaio o migliaio di incroci per ottenere quello che ci potrebbe dare invece il TEA. Che bella domanda, tra virgolette, molto tra virgolette che mi ha fatto. Allora, io ho degli ottimi rapporti con gli amici ambientalisti, no? Però io sono profondamente laico e quando affronto un problema lo voglio vedere senza sfumature o connotazioni ideologiche. Okay? Se lei fa una qualsiasi ricerca su internet e chiede OGM, lei vedrà che l'Italia importa prodotti OGM in buona quantità, in grande quantità. Quindi, allora, perché io quello che non riesco a capire è questo accanimento proprio ideologico nei confronti delle TEA. Tenga presente che c'è un problema grosso come una casa, e cioè se io paese X faccio dei prodotti alimentari con queste nuove tecniche, a differenza degli OGM, io non si vedono neanche, ha ragione. Mentre gli OGM sono tracciabili. Certo, Non sono c'è il famoso vettore della mutazione che è rintracciabile da un'analisi. Invece lì, paradossalmente, è una mutazione, quindi possono far benissimo un pomodoro cinese o produrre un seme con i TEA che ce lo mangiamo e non lo sapremo mai, ecco, da questo punto di vista. Facciamo il male della ricerca scientifica, perché in tutto assolutamente questo un aspetto poi importante è quello legato alla ricerca scientifica. Noi abbiamo dei ricercatori scientifici, ne cito uno tra tantissimi, perché sono veramente tantissimi a livello nazionale, il professor Cattivelli, che si occupa di cereali a Piacenza. E lui, per esempio, noi abbiamo dibattuto, abbiamo fatto incontri con il CREA, perché noi anche come Copagri abbiamo degli ottimi rapporti con il CREA a tutti i livelli. Abbiamo fatto degli incontri e praticamente una cosa che si potrebbe fare, questo è un suggerimento per la politica, è questo modo di condurre la sperimentazione pubblico misto privato, che potrebbe venire incontro alle necessità economico-finanziarie, perché questi comunque non sono OGM, perché gli OGM hanno dei costi iperbolici per la ricerca, ma comunque insomma qualche soldino lo costano, ecco, insomma con uno stipendio o con una pensione non ci si fa un NGT o TEA che dir si voglia, insomma, quindi
servono soldini. E questo discorso della ricerca pubblico misto pubblico-privata potrebbe essere una buona soluzione anche per tappare la bocca a coloro che dicono ci andiamo a buttare in bocca al privato, chissà che cosa combina, Frankenstein e quant'altro. E a quel punto anche una di queste obiezioni potrebbe essere messa a tacere. Però ripeto, se noi non affrontiamo questo problema in maniera laica e non, mi passi il termine, talebana, da questa situazione non ne usciamo bene. Perché? Perché purtroppo l'agricoltura sconta un deficit di presentazione nei confronti del pubblico, nei confronti delle persone. Lei consideri, no? Quanto ha di risonanza nei confronti della gente una campagna a favore dell'ambiente e quanto non ha a favore della gente una campagna a favore dell'agricoltura. Cioè noi veramente scontiamo questa cosa. Io quello che vorrei dire agli amici che si occupano di problemi ambientali, noi come facciamo in queste condizioni, con quello che sta succedendo a livello animale e ambientale, nel senso sotto tutti e due i profili dei danni, come facciamo a lottare contro queste cose e ottenere la quantità di cibo necessaria a sfamare un pianeta, non solo, ma anche a fare, perché poi non ci scordiamo che l'azienda agricola è un'impresa, a fare un minimo di guadagno. Reddito, certo. Perché guardi che le aziende agricole già stanno con l'acqua che gli balla sotto il naso, se mi passa poi le aggiungo che se si vuole veramente poi ridurre l'utilizzo di fitofarmaci, anche se naturalmente anche quello non deve essere preso sempre che ogni volta, perché il fitofarmaco, chiamato anche magari stupidamente molte volte pesticida con nome improprio, poi insomma non è da criminalizzare, si usano, vanno usati, devono essere usati, molte volte lo ripetiamo ai nostri ascoltatori, gli agricoltori sono obbligati, soprattutto in presenza di fitopatie, all'utilizzo, sono obbligati da regolamenti a fare certi tipi di trattamenti, quindi insomma non è una cosa sbagliata, però se si vuole arrivare a un utilizzo migliore di fitofarmaci, sicuramente una risposta lo possono essere anche l'utilizzo di queste nuove tecnologie genetiche. Antonino? Senta, so che la domanda è magari un po' fuori tema, ma visto quello che sta accadendo nel meridione d'Italia e segnatamente a Niscemi in Sicilia, come Copagri, voi che cosa prevedete di fare? O comunque su cosa volete sensibilizzare l'attenzione del governo? Allora, guardi, una cosa è sicura, intanto io non sono il presidente della Copagri, quindi lei mi ha fatto una domanda particolarmente politica, ma siccome so quello che ha sempre detto Copagri e ha sempre detto anche il mio presidente Battista, le posso rispondere in maniera molto precisa. Da sempre, perché saranno da 15-20 anni, cioè da quando io frequento l'organizzazione, noi ribadiamo il concetto che è necessaria una legge per il governo del territorio. Il governo del territorio, la tutela del territorio, la tutela dei suoli è una cosa fondamentale per poter proprio salvaguardare il bene primario strumentale degli agricoltori. Cosa può fare Copagri? Copagri può, da questo punto di vista, sostenere con grandissima forza l'esigenza di una normativa ad hoc che vada a individuare con esattezza quelli che sono i punti di debolezza, i punti più critici del territorio, ma poi che investa realmente, e ultimamente l'ho sentito dire anche da autorevoli esponenti di governo, che investa in maniera inequivocabile su tutto il discorso della prevenzione, perché una lira spesa, un euro speso su la questione prevenzione vuol dire risparmiarne 100 in futuro in caso di disastri ambientali. Su questo non c'è alternativa, non si può, non è che si può fare in un modo piuttosto che un altro, o si va verso il discorso della prevenzione o noi che siamo un paese fragile dal punto di vista geomorfologico ne avremo
problemi e guai in quantità. Sempre peggio. Assolutamente. Sempre peggio. Ricordiamo anche, dottore, che insomma, ora naturalmente la situazione che abbiamo analizzato adesso è una situazione legata anche a una realtà geologica complicata, una situazione insomma che non si può riassumere ad esempio col tema dell'agricoltura, ma per tutto il resto, penso ai nostri entroterra, penso a quello che stiamo lasciando, al rimboschimento che c'è, diciamo, soprattutto sul paesaggio rurale, che poi provoca anche naturalmente, non c'è più la mitigazione delle acque, cioè il fatto di regimentarle, quindi aumenta il rischio idrogeologico, quanto sia importante, questo sarà veramente una grande sfida per il futuro, riportare l'agricoltura su alcuni versanti dove viene da dire, secoli ha mantenuto anche, diciamo, la sicurezza delle città sottostanti, penso anche a quello che Assolutamente. abbiamo visto in Questo Emilia-Romagna con le alluvioni. è un Mi tema dica, scusi. bellissimo, perché è un tema che riguarda il ripopolamento delle zone spopolate. Certo, per tornare ad abitare in determinati territori è anche necessario che ci sia tutta una serie di supporti, tra virgolette, che diciamo ispirino la gente a ritornare Certo. in determinati territori. Non è che ci si può dire vai all'ovest. E i servizi, ragazzi, soprattutto i servizi, perché mi immagino in alcuni e anche i servizi, perché molte persone poi Esatto. scappano dal nostro entroterra, che può essere da quello ligure, tante zone d'Italia, anche perché ospedali, diciamo, sempre meno e più centralizzati, e ricordiamo scuole e altre cose, non è più il momento in cui una volta si facevano magari anche delle ore per arrivare e cambiare un pullman e un treno per arrivare a scuola. Dottor Fravilli, noi siamo in chiusura, io la ringrazio, magari potremo aggiornarci anche dopo il voto in plenaria per capire com'è andata Io questa ringrazio vicenda sui voi per TEA, se averci potremo... dato la possibilità di dire determinate cose che ci stavano particolarmente a cuore. E Grazie. sicuramente sì, appena ci sarà il voto in plenaria, se ci vorrete invitare nuovamente, noi verremo sicuramente a parlare con voi. Allora Molto l'aspettiamo. volentieri. Grazie ancora. Grazie a voi e buona serata. Buona serata a lei, adesso vi lasciamo, carissimi, al nostro direttore responsabile Giovanni Salusti per Liberamente e noi ci sentiamo subito dopo. A tra poco. Avete ascoltato Chilometro Zero.